Buonasera a tutti voi che siete raccolti qui nella chiesa della Casa di Spiritualità Stella Maris, qui a Lentiai, ospiti delle suore, figlie di San Giuseppe, del Beato Caburlotto. Siamo qui riuniti in questo terzo appuntamento del Rosario per le Vocazioni che ci vede nei diversi mercoledì del mese di maggio, dopo aver celebrato la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, in alcuni luoghi della nostra diocesi, legati alla presenza, alla memoria di un beato della nostra chiesa locale, a pregare insieme per le vocazioni, a chiedere al Signore il dono di nuove, generose risposte alla sua chiamata, alla vita del ministero ordinato, alla vita consacrata, nella forma religiosa o secolare, nella vita matrimoniale. Ci raccogliamo questa sera qui in preghiera, in un giorno dedicato alla memoria della Beata Vergine Maria, ricordiamo le apparizioni a Fatima, e lo facciamo insieme a tanti altri che ci seguiranno grazie anche alla Tenda TV. Con il canto, il 13 maggio, ci prepariamo ad entrare in questa preghiera che sarà guidata e presieduta dal nostro Vescovo Riccardo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Disponiamo i nostri cuori alla preghiera, lo facciamo invocando insieme il dono dello Spirito Santo con il testo della preghiera predisposta dall'Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale delle Vocazioni proprio in occasione della giornata che abbiamo celebrato domenica 26 aprile. La preghiamo tutti insieme. Spirito Santo, soffio di Dio, fuoco silenzioso che arde nel cuore, scendi su di noi come luce che rivela la via di pienezza intessuta nel nostro battesimo. Spirito Santo, principio della Chiesa, continua a generare e custodire la comunione, soffia sulle nostre paure
e fa fiorire in ciascuno la sua vera vocazione. Spirito Santo, donaci di aspirare alla santità ovunque siamo, perché coltivando l'amicizia con Gesù vediamo crescere ogni giorno in noi e attorno a noi la luce del Vangelo. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù, Gesù vivo, presente in mezzo a noi. Dal Vangelo secondo Luca. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Preghiamo per i diaconi, i presbiteri e i vescovi. Con il ministero e con la vita annuncino sempre che il risorto è Signore della storia del mondo e della nostra personale. Egli non ci abbandona nelle ore più buie, ma viene a diradare con la sua luce tutte le nostre tenebre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Specialmente le più bisognose.
Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Preghiamo per la Chiesa. Risplenda sempre più in tutti i battezzati la bellezza del Cristo, il vivente, e ogni comunità sappia creare contesti favorevoli affinché il dono della vocazione possa essere accolto, nutrito, custodito e accompagnato per portare abbondante frutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla prima comunità dei discepoli riuniti con Maria e con gli Apostoli. Dagli Atti degli Apostoli. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Preghiamo per le giovani e i giovani della nostra diocesi. Abbiano il coraggio di crescere nella vocazione, cioè di stare con Gesù, lasciare agire lo Spirito Santo nei cuori e nelle situazioni della vita e rileggere tutto alla luce del dono ricevuto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria assunta in cielo in anima e corpo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Preghiamo per tutte le consacrate e i consacrati nella vita religiosa o in quella secolare. La loro testimonianza sia un invito per tutti ad imparare a fidarsi di Dio e della sua provvidenza che sovrabbonda in ogni vocazione, anche quando i suoi piani sconvolgono i nostri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, nostra Madre, Regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Preghiamo per tutte le famiglie, maturino nella consapevolezza che i luoghi dove si manifesta maggiormente la volontà di Dio e si fa esperienza del suo infinito amore sono spesso i legami autentici e fraterni che siamo capaci di instaurare nel corso della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Dagli scritti del Beato Padre Luigi Caburlotto. Vorrei avere tante capacità di farvi vedere chiaramente quale santità si esiga in chi,
rinunciando al mondo, si è consacrato spirito e corpo a Dio. Ha ragione Francesco d'Assisi non osò entrare nel sacerdozio, avendo ben presente quale altezza di perfezione esso richiedeva. Il Signore abbia pietà di noi, faccia nascere a tempo opportuno operai diligenti, costanti e perfetti in santità nella vigna di Dio. Accenda nei cuori raffreddati l'amore della virtù e faccia loro conoscere e praticare i doveri sacri perché la Chiesa rinasca e si rinvigorisca. Aiutami, Signore, aiutami a corrispondere alle grazie della mia vocazione. Ti chiedo coraggio e perseveranza per cercare a tua gloria la salvezza dei fratelli. Mio Dio, infiamma in questo desiderio il mio cuore e non permettere che mai si spenga. Signore, purché io sia con te, fa quello che vuoi di me. Un saluto cordiale a tutti e a tutte voi, in particolare alla comunità delle Suore Figlie di San Giuseppe che ci ospita in questa bella chiesa. Un saluto anche a chi prega con noi, rimanendo in casa attraverso la tenda TV. Preghiamo in compagnia dei beati, dei santi. E questo non è un modo di dire. Ci sono due ragioni per cui possiamo affermare che questa parola, in compagnia dei santi, è profondamente vera. La prima è perché i beati, i santi, vivono in Dio, nella pienezza della vita di Dio, anche se ancora, come noi, in attesa della risurrezione finale, della risurrezione della carne alla fine dei tempi, come diciamo nel credo. Noi viviamo in attesa, ma sapendo di dover attraversare il passaggio doloroso della morte. Questa non è più una paura per i santi e per i beati, vivono, ma in attesa di quel compimento. E in attesa di quel compimento pregano per noi, ma anche con noi. Sono realmente uniti a noi nella preghiera. Lo sono i beati, lo sono i santi, lo è la Vergine Maria. È qui, sono qui, presenti. Certo, in alcuni luoghi, come a Fatima, la provvidenza di Dio fa sì che si colga in modo particolare questa presenza. L'apparizione ai 3 pastorelli, che oggi ricordiamo, è un modo particolare, particolarmente intenso, di farsi presente di Maria a delle creature perché poi possono testimoniare, aiutare tutti gli altri a sentire che questa presenza è reale dappertutto. Perché è reale la presenza del Signore Gesù, dove 2 o 3 sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E se è Gesù in mezzo a noi, lo sono con Gesù, in Gesù, anche i beati e i santi. Lo è il beato Luigi Caborlotto, lo sono i santi, ma anche i nostri cari defunti, anche quelli che attendono una pienezza di purificazione, sappiamo, pregano con noi e per noi. Siamo in compagnia. Ma c'è un altro motivo per cui questa frase è profondamente vera. È perché noi siamo segnati dalla santità di Dio. Siamo battezzati. E
ai battezzati si può dire siamo santi. Oggettivamente, di fatto, San Paolo si rivolgeva così ai primi discepoli, ai santi della Chiesa che è a Roma, della Chiesa che è a Tessalonica, e siamo di fatto segnati dalla santità di Dio, anche se lo sappiamo bene che guardando a noi stessi possiamo dire che questa santità è poco o tanto oscurata, perché per tanti motivi facciamo fatica ad accogliere pienamente questa santità, perché il peccato ancora ci tiene lontani da questa santità che è già reale, che è già presente. Ma nulla potrà toglierci quella santità che è in noi per il fatto di essere battezzati. Un battesimo è una cosa molto seria. Si è santi per il battesimo. Poi nella vita occorre cercare di rispondere sempre di più, sempre meglio, in modi diversi, anche a seconda delle età, delle situazioni, a questa santità che ci è donata. Quindi in compagnia dei santi, perché preghiamo con i santi e i beati del cielo, del paradiso, in compagnia dei santi perché preghiamo tra noi battezzati, preghiamo con quanti nel mondo condividono la nostra stessa fede, il nostro stesso battesimo. E preghiamo in particolare oggi perché ci siano persone che ci ricordano costantemente questa nostra condizione, ci aiutano a viverla. A cosa servono i ministri ordinati, ossia diaconi, presbiteri, vescovi? A cosa servono i religiosi e le religiose, le persone di vita consacrata nei conventi, nelle comunità, nei monasteri o nel mondo? Chi vive la consacrazione cosiddetta secolare, cioè nel mondo, la consacrazione che è caratterizzata dai 3 voti che conosciamo bene, la povertà, la castità, l'obbedienza. Ma a cosa servono anche gli sposi che vivono la consacrazione battesimale nel sacramento del matrimonio? Servono a ricordarci e ad aiutarci a vivere quella condizione di santità che è di tutti noi. Come ogni santo in fondo ci mostra un aspetto particolare. Il beato Luigi Caburlotto ci mostra l'attenzione all'educazione, alla formazione dei giovani, delle giovani, e ha voluto una comunità di donne a servizio di questa missione particolare. Ma ogni santo ci ricorda qualcosa, così come ogni vocazione nella Chiesa è a servizio della santità di tutti. E noi abbiamo bisogno di questi segni, abbiamo bisogno di qualcuno che come diacono, prete, vescovo, come consacrato, consacrata, come sposo e sposa, ci ricordino questo, ci aiutino a vivere questo. Per questo con i santi, con Maria, con i santi fratelli e sorelle nella fede sparsi nel mondo, continuiamo a pregare il Signore perché, come talvolta si dice, mandi santi sacerdoti, ferventi religiosi, sposi, fedeli alla sua Chiesa. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre senza macchia, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine sapiente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, dimora dello Spirito Santo, dimora colma di gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, vergine potente contro il male, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santissimo Rosario, regina delle famiglie, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda alla Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A nome della Commissione del Centro Diocesano Vocazioni, che promuove questo momento di preghiera, il mio grazie al Vescovo Riccardo che ha presieduto questa preghiera, ai parroci di questa forania e a tutti voi fedeli delle comunità della forania zumellese che avete partecipato così numerosi e avete partecipato e vi siete sentiti uniti in compagnia, come ci ha detto il Vescovo, in questa comune intenzione. E grazie anche alla Tenda TV che ha trasmesso e coinvolto nella nostra preghiera tanti altri fratelli e sorelle.
Ci sentiamo ancora uniti in questa preghiera che continuerà nelle prossime settimane in altre zone della diocesi, ma anche con un impegno che non si esaurisce questa sera o in questo mese, ma che ci tenga davvero sempre uniti in compagnia dei santi della Beata Vergine Maria, per davvero chiedere al Signore che in particolare i nostri ragazzi e giovani possano trovare quel loro particolare modo di vivere il battesimo nella vocazione, al ministero ordinato, alla vita consacrata e nel matrimonio, per poter far crescere e costruire ancora la nostra Chiesa. E perché questo si compia, invochiamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.